哪！ E è successo che? 哎呦，天哪！我这是在哪？Ah, tu sei? 我没有吃饭了，我又渴又累又饿。 Dai, monta su con me che ti portami sul posto giusto. 谢谢谢谢。 Ma tu da dove arrivi tutti? 我从中国来的。 Da Cina. Sì. Ah, Xi'an, la vecchia capitale cinese. 对。 Quella che sta per cominciare è una storia all'insegna del gusto, dell'eleganza e del genio di chi ha fatto grande il Made in Italy. Siamo in Veneto, dove ci sono città come Venezia, Verona, Trieste o Treviso, e dove sono nate storie come quelle di Marco Polo, di Romeo, di Giulietta. Proprio a Treviso si sta muovendo il curioso mezzo che stiamo vedendo. A bordo di quest'ape una viaggiatrice d'Oriente, Hong Mei, che sarà protagonista di incontri e piccole avventure che renderanno questo viaggio indimenticabile. L'ape, come l'insetto che ci regala il miele, e non è un caso. Questo piccolo trabiccolo è il simbolo di un'Italia rinata dalle macerie della Seconda Guerra Mondiale. A quel tempo pochi potevano permettersi un mezzo a motore e l'ape consentiva i commerci e gli spostamenti tra città e campagna e diede impulso all'Italia agevolandone il passaggio verso una dimensione industriale. Qui la campagna e l'industria si sono sviluppate dandosi forza a vicenda e creando prodotti di grande qualità. Uno di questi è il Prosecco, protagonista di questa nostra storia. Bon, se arrivai, questo è il posto giusto per andarti a mangiare un buon tiramisù e beverti un buon prosecco. Tiramisù? Se vedi dopo, ti aspetto qua. Ciao! Tiramisù, 谢谢谢谢。 Buongiorno. Oh, buongiorno. Cosa posso servirle? Io sono molto stanca. Ho bisogno di qualcosa che mi tira su. Bene, lei è capitato nel posto più giusto al mondo, perché al Tony Cioè? Spin serviamo un dolce che è il più conosciuto al mondo, si chiama tiramisù. Ed è nato qui a Treviso ed è... Tiramisù nata qui. È nato qui a Treviso. Non ci posso credere. Allora sì. vorrei uno. Bene, glielo porto subito. Grazie. 维尼托大区也许对于我们中国人来说不太熟悉，但是我现在说几个名字，肯定每个人都知道。威尼斯、提拉米苏、罗密欧与朱丽叶。我们在中国家喻户晓的一款意大利甜点提拉米苏，就诞生在这里，出生在这里，这个小小的城市叫 Treviso。 Ecco il tiramisù. Ecco lei. Però col tiramisù bisogna bere qualcosa. E la cosa più giusta da bere a Treviso è il prosecco. Le porto un prosecco. Grazie. Bene. Ma come farò senza chiamare? Ma come farò senza baciare? Ma come farò? Allora, con un buon tiramisù ci vuole anche un buon prosecco. Allora sì. Un bel doc. cambiata! 我已经都变了，我不但变了衣服，我还吃了一个特别好吃的提拉米苏，而且他们还跟着我喝了一杯特别好喝的气泡酒，而且他们告诉我气泡酒的原产地指定法区在这里，您可以领我去吗？ Ok, adesso sento. In Italia gli animali sono stati spesso scelti dall'industria dei motori come simbolo delle loro creazioni più famose. La Vespa, il celebre scooter, il cavallino, che nel mondo vuol dire Ferrari,
il serpente dell'Alfa Romeo, l'aquila della Moto Guzzi o il toro, simbolo della Lamborghini, la macchina più veloce al mondo. You gotta groove, my boy. When you're smiling, keep on smiling, and the whole world smiles with you. 'Cause I'm the sheep of every beat. Oh, là. Bon, se arrivai, questo è il posto meglio dove dite può capire come e dove che nasce Prosecco e soprattutto chi che lo fa. Ma te tocca andare da sola, mi fa entrare. 哦，你不和我一起去了？ Vatti, è il 我得走 posto giusto. 。好，谢谢。 Ciao ciao! 再见，再见。同蹦蹦小蜜蜂一起旅行，再见。 Ciao ciao! 当然可爱了。但是现在，我们要高起点的飞翔。Un bel viaggio da Treviso. Che bello, che bello. Vero. Allora, io posso chiedere, per avere questa vita così spettacolare, che cosa possiamo fare? Ma c'è qualche villa anche in vendita, potete comprarla qua. I cinesi comprano tante cose, possiamo... 知道了吧？在意大利有很多豪宅可以买的。 Il fenomeno delle ville palladiane, patrimonio dell'umanità tutelato dall'UNESCO, è una caratteristica tutta veneta. Infatti Andrea Palladio, nato a Padova nel 1508, fu il più grande architetto del Rinascimento e uno dei più grandi di tutta la storia dell'architettura mondiale, ma lavorò esclusivamente nella sua terra. Palladio elaborò uno schema di villa che diventò un modello seguito in tutto il mondo. Villa Sandi è solo una delle tante ville costruite dall'architetto che si ispirava a un'idea di edificio classico e imponente di stile greco e romano. L'architettura di Palladio, benché quasi totalmente confinata nel Veneto, divenne presto famosa e studiata in tutta Europa e da qui nei paesi di tradizione anglosassone, in particolare nel Regno Unito, in Irlanda, negli Stati Uniti, ma anche in Russia. Palladio, come spesso accade ai grandi artisti, morì in povertà a 72 anni, ma la sua fama gli sopravvisse. Presto, costruire ville in stile palladiano divenne una moda travolgente, così che sono ville palladiane il Congresso degli Stati Uniti e soprattutto la residenza del presidente americano, la Casa Bianca. Io credo che avremo sicuramente un bel mercato in Cina. Importante far conoscere il prodotto. Sì. Perché il prosecco piace molto alle donne, quindi piacerà molto anche alle donne cinesi. Quindi io credo che anche in Cina sarà apprezzato. Let the sky fall and it crumbles. We will stand tall and face it all together. Let the sky fall when it crumbles. We will stand tall and face it all together. Let sky fall. Villa Santi 别墅不仅仅是一个非常漂亮的别墅，它也是一个代表意大利家族的一个家族史。您的第一堂的人生课是不是在这个葡萄庄园里诞生的呢？ Io sono nato proprio fin da piccolo in queste colline del Prosecco e anche in quest'area qua che è stata sempre evocata per queste bollicine. E fin da piccolo mi sono appassionato a questo mondo qua. La nostra famiglia è da più generazioni che produce vino e io ho continuato questa tradizione che è una cosa che mi ha preso fin da quando ho i ricordi delle prime vendemmie, che era un momento di gioia, un momento sicuramente di festa. E il Prosecco poi è quello che ha
sicuramente ha accompagnato tutto lo sviluppo anche di Vilassanti fino ad oggi, perché in questi anni il Prosecco ha conquistato praticamente un po' tutto il mondo. 当然了，这个美丽的生活，美丽的人生，肯定您的生活也和我们普通人一样，也有一些困难吗？ Sicuramente un momento difficile è stato nella mia vita, anche assieme a mio fratello, quando ci è mancato il papà, che eravamo molto giovani, è mancato in un incidente stradale, noi avevamo 20 anni, mio fratello 25, però è anche stato un momento in cui ci siamo immersi in questo lavoro, conoscendolo già da fin da piccoli, quindi siamo riusciti a superare il momento appunto di prendere in mano l'azienda. E poi la crescita è stata continua. Oggi siamo presenti in 92 paesi, abbiamo conquistato dal Sud America agli Stati Uniti, a tutto quello che riguarda l'Europa, ma anche tutti i paesi asiatici, sì, anche, fino alla Nuova Zelanda. Anche Francia avete... Anche la Francia, sì, la Francia che sicuramente è stata una grande soddisfazione arrivare a vendere il Prosecco in Francia, perché sappiamo i francesi non sono senza bollicine, hanno tutte varie tipologie, ma il Prosecco ha conquistato anche tanti consumatori francesi e, come dicevo, anche il pubblico femminile, perché il Prosecco, dobbiamo ricordare che il successo del Prosecco è anche perché piace tanto alle donne, e quindi questo è stato sicuramente una bella tendenza, e anche la versatilità con cui il Prosecco si abbina a tanti piatti. E credo e ho molto fiducia che si abbinerà molto anche ai piatti cinesi, alla cucina cinese. La cucina cinese è una grande cucina, una grande tradizione. Però lei penso Prosecco Doc in Cina è più per giovani oppure per adulti? Ma il Prosecco direi non ha età. Il Prosecco piace ai giovani, piace ai meno giovani, si inizia con l'aperitivo e si va tutto pasto. Molto versatile, è importante sempre di più farlo conoscere. Io direi che adesso facciamo anche un brindisi con questo Prosecco Doc, vero? Allora, alla Cina e all'Italia e al Prosecco, vero? Sì. Che possa diventare sempre di più nelle tavole e nei ristoranti cinesi, visto che dovrà abbinarsi molto bene al cibo cinese. Sì, auguri anche per lei. Lasciamo alle nostre spalle il rombo ruggente della Lamborghini e pochi chilometri dopo ritroviamo un altro suono, questa volta più suadente e affascinante, ma ancora tipicamente veneto. È il suono del legno dell'abete rosso usato da Antonio Stradivari per costruire i violini più preziosi del mondo. Secoli dopo di lui, ancora in queste terre, un uomo con lo stesso legno di Stradivari in poche decine di anni ha compiuto un piccolo miracolo musicale.《音乐五线谱》诞生于意大利，五线谱国际官方唯一的语言，音乐术语意大利文。由此可见，意大利在世界音乐史上所占有的显赫地位。由此可见，意大利对世界音乐史所做出的杰出贡献。那么今天我们要说的是钢琴。钢琴诞生于佛罗伦萨，它的意大利文名字叫 pianoforte， 弱强，简称 piano。今天我们非常有幸来到了普罗塞克原产地的法定指定产区，在法兹奥里的基地。法兹奥里，在短短的30年中，这个意大利的小微手工作坊是如何在竞争如云的世界钢琴市场为自己打开了一片天空。我听到一个声音。法兹奥里先生，法兹奥里钢琴在短短的35年当中，为什么您忽然想起来说要做一个钢琴呢？ Perché io amo il pianoforte e il
pianoforte l'ho cominciato ad amare da quando ero bambino, molto piccolo, e per me è sempre stato uno strumento affascinante, questa scatola che emette suoni, bellissima. E poi sono ingegnere e pianista e quindi alla fine sono riuscito ad immaginare appunto la possibilità di costruire pianoforti e l'ho fatto. 您每一年能生产多少个小发胶？ E così noi costruiamo i nostri pianoforti, diciamo, a mano, nel senso che costruiamo i pianoforti secondo una logica artigianale, cioè una costruzione manuale, non una catena di montaggio come si fa negli stabilimenti industriali dove si producono grandi quantità. Noi produciamo solo 140 pianoforti l'anno, quindi è una quantità molto ristretta che ci permette di poter costruire i pianoforti artigianalmente, quindi nel migliore dei modi, cercando di ottenere la qualità migliore possibile.35年前，您是怎么敢挑战一个 Steinway 钢琴的？ Un po' è come in una gara, no? Dove ci sono tanti concorrenti. Fin dall'inizio mi sono detto non devo guardare assolutamente ai lati, né l'uno e nell'altro, devo pensare alla mia gara e a vincerla. Quindi io ho fatto questo, non mi sono assolutamente preoccupato del fatto che esistesse Steinway o questo o quell'altro. Per me era una cosa che non aveva nessuna importanza. Gli altri, i media, hanno cominciato a dire che io ho sfidato Steinway. Assolutamente nessuna intenzione di sfidare nessuno, ma intenzione di far bene, essere libero nella creatività. Credo che questo è quello che c'è di più nei nostri pianoforti rispetto agli altri. Mi piace molto pensare che il pianoforte è stato inventato in Italia e che tutto sommato Bartolomeo Cristofori abbia in qualche modo un erede, no? Perché veramente Bartolomeo Cristofori ha avuto un'idea fantastica, ha inventato qualcosa che ha naturalmente un pregio inestimabile e poverino lui non è riuscito a vedere e a capire quanto grande fosse stata la sua invenzione. Era nativo di Padova. Padova è dove deve andare lei adesso. Devo prendere il treno. Esatto, sì. Quindi era di Padova, però lui lavorava presso la corte dei Medici in Firenze, sì, perché lui era il cembalaro di corte, cioè praticamente il costruttore di clavicimbali della corte dei Medici. E è lì che ebbe questa idea geniale di costruire un clavicembalo col piano e col forte, quindi un pianoforte. Fu un veneto, il padovano Bartolomeo Cristofori, a inventare questo nuovo strumento musicale, cercando di migliorare le prestazioni del clavicembalo, strumento principe di tutte le sale da concerto d'Europa dal XV secolo in poi. Il clavicembalo era in grado di emettere suoni di intensità fissa, indipendentemente dalla pressione che veniva esercitata sui tasti. Bartolomeo, con una geniale meccanica, aggiunse il piano e il forte ai tasti e chiamò il suo strumento fortepiano. Nessuno ritenne interessante la sua creatura e il suo inventore morì a Firenze, alla corte di Lorenzo il Magnifico, come uno dei tanti sconosciuti musicisti. Fu solo dopo molti anni che una piccola azienda tedesca riprese il progetto italiano e lo presentò a Ludwig van Beethoven. Questi si dimostrò immediatamente entusiasta,
e in pochi anni diede vita alle pagine più immortali della musica del nostro pianeta. Chissà se da qualche parte il nostro Bartolomeo può gioire del suo immenso merito e della sua genialità nell'aver concepito non semplicemente il miglioramento del clavicembalo, ma uno strumento divenuto simbolo di ogni genere musicale in ogni parte del mondo, l'unico a non aver subito tutte le rivoluzioni musicali e tecnologiche e che ancora per altri secoli rimarrà principe incontrastato della creatività. 标礼在中国有市场吗？ Sì, noi abbiamo clienti cinesi, ormai addirittura da più di 20 anni, vendiamo in Cina con successo, con piacere, e siamo molto contenti. In fondo il nostro pianoforte ha un suono, possiamo dire, un suono brillante, un suono vivace, un po' come le bollicine del Prosecco.艺术人生多么美好，真不忍心离开。但我还是要回到桑迪别墅，因为那里有创造力和灵感的源泉。虽然很累，但是很开心。然后呢，异想天开的旅游公司说晚上还要睡在一个葡萄酒桶里，希望都好。呀，还不错呢。
们不知道这里的木头的香味很好，他说对人身体很好。再见。